Ben ritrovati con una nuova puntata dello speciale Elezioni regionali 2025 qui su Radio Adige TV. Il nuovo ospite negli studi di Verona Network è Alberto Buglio. Benvenuto. Grazie mille dell'invito. Partiamo dal raccontare ai nostri ascoltatori chi è Alberto Buglio, da dove arriva la sua esperienza politica. La mia esperienza politica nasce a Costermano sul Garda ancora 6 anni fa, quando nello scorso mandato Stefano Passarini, il sindaco, mi ha chiesto di entrare a far parte dei giovani della sua squadra. Questa esperienza è stata un'esperienza bellissima perché mi ha dato l'opportunità di stare vicino alla gente e di conoscere ancora di più la macchina amministrativa e come funziona il mio territorio dove vivo, che prima conoscevo solo dal lato da cittadino, adesso conosco anche dalla parte amministrativa. Ecco, si presenta alle regionali, poi vedremo anche quali sono le sue motivazioni, con Forza Italia. Da dove arriva questa scelta e insomma, come mai si rivede in questo partito? Mi rivedo in questo partito perché è un partito che è fatto da amministratori, da gente che conosce il territorio. Flavio Tosi è una persona molto preparata, è una persona che sta crescendo notevolmente sul nostro territorio, è una persona che anche dai giornali di ieri Tajani ha indicato come prossimo candidato che vorrebbe a Verona, perché è una persona, come dicevo prima, rappresentativa. Oltre a lui Paola Boscaini, che ha amministrato per diversi anni il comune di Bussolengo, e io come amministratore ho deciso di avvicinarmi a loro e aderire a Forza Italia perché credo che mi rappresentino pienamente. Ecco, il salto dal comune, dal proprio territorio alla regione, come mai? Cosa si può portare in più? Beh, sicuramente dopo, come dicevo prima, la mia esperienza maturata a Costermano sul Garda e la mia vicinanza a molti giovani, perché comunque sono un giovane, ho 33 anni, ho deciso di portare la mia esperienza anche in regione. Me l'hanno chiesto tanti giovani perché, sai, ormai i giovani pensano che la politica sia una cosa inutile, una cosa che non serve a niente, e invece non sanno o non capiscono che la politica decide per loro anche per il loro futuro. Dunque io, che sono un giovane, ho deciso di impegnarmi e mettere a mia disposizione il mio tempo, come l'ho sempre messo nel lavoro, perché negli anni ho creato, io faccio il ristoratore e l'albergatore, ho creato con un gruppo di amici una grossa squadra che conta più di 280 collaboratori giovani e credo che come nel lavoro, anche nella politica, chi lavora con determinazione possa portare a casa i risultati. Ecco, torniamo alle regionali, appunto. Luca Zaia invece è l'epoca che si chiude, si aprirà una nuova epoca. Un bilancio su questa figura che ha segnato il Veneto per 15 anni e anche oltre, perché insomma era in regione anche prima di essere presidente. Cosa le è piaciuto e cosa meno, magari, di Zaia? Io credo che Luca Zaia abbia fatto il suo lavoro, abbia fatto il suo corso. Sicuramente la sanità veneta prima di Zaia era migliore, eravamo un'eccellenza italiana, adesso un po' meno. Comunque dico che il percorso di Zaia si è concluso, credo che il centrodestra individuerà sicuramente un candidato che sarà all'altezza di governare la regione Veneto. Non sono qua a puntare il dito contro nessuno, credo, come dicevo prima, che ognuno ha fatto il suo percorso nel bene o nel male e andiamo avanti. Una bandiera di Zaia è stata quella dell'autonomia. Il suo partito non l'ha assolutamente osteggiata, anzi, secondo lei è un valore o può essere un rischio? No, l'autonomia secondo me è un valore per tutti, a prescindere dalla bandiera politica di appartenenza, perché le risorse che noi veneti, che comunque siamo, credo, la regione che lavora di più, che si impegna di più in Italia, tutti questi soldi, al posto che finire altrove, resterebbero in Veneto e verrebbero spesi sicuramente in una maniera più idonea nella sanità, nella promozione turistica e in tutto. Dunque io sono a favore dell'autonomia perché è un'autonomia per tutti, non per pochi.
Ecco, ci diceva prima appunto la sua esperienza nel settore della ristorazione, ovviamente legato anche a quello del turismo. Spesso per un territorio delicato e particolare come quello del Lago di Garda e comunque di tutto il territorio della città di Verona si parla di overturismo, di rischi dalla eccessiva turistificazione. Secondo lei quali sono questi rischi oppure come si possono gestire al meglio? Allora, i rischi sono questi, secondo me, che per anni si parla di overtourism adesso, però c'è stato sul lago, ci sono state tante persone che hanno costruito, hanno fatto turismo e adesso siamo un po' nel momento che quando la gente ha la pancia piena vuole tornare indietro, dunque c'è stata della gente che ormai, sai, ha la pancia piena e dice c'è l'overtourism. È un fattore che è nato da poco. Secondo me la cosa più importante è abbiamo fatto bene, secondo me, tutto il lago a investire sul turismo, perché comunque tutti lavoriamo grazie al turismo. Cioè faccio un esempio, a Costermano sul Garda ci sono 15 ditte di giardinaggio, ci sono perché il turismo gli ha creato un lavoro. Se penso che andiamo in un altro comune, anche con più abitanti, non ha 15 ditte di giardinaggio. Sicuramente un problema da affrontare è il problema della casa per i residenti, perché comunque tanti giovani sono costretti a cercare case in altri comuni perché non è più sostenibile comprare una casa sul lago. Infatti purtroppo tante giovani famiglie devono decidere adesso se avere un figlio o se avere un mutuo. Dunque io credo che la Regione Veneto debba mettere a disposizione dei comuni, tutti i comuni, degli strumenti urbanistici adeguati per agevolare la costruzione di case per edilizia convenzionata. Tanto si è che il mio comune di Costermano sul Garda è uno dei comuni pionieri che siamo già alla fase del bando per la realizzazione di nuove case con l'edilizia convenzionata. Dunque io dico che ci deve essere sempre un equilibrio tra il turismo e i residenti, però dobbiamo sempre ricordarci, perché dopo sai tutti se lo dimenticano adesso, però il turismo è l'anima del nostro territorio. Cioè, provate a pensare se domani sul lago di Garda non ci fosse più il turismo, perché sai, parlano tutti di overtourism, ma vorrei vedere domani mattina se si spegne il turismo cosa facciamo sul lago di Garda. Ecco, a proposito del territorio, lei se eletto ovviamente rappresenterebbe il suo territorio, rappresenterebbe tutto il territorio veronese. Quali sono le istanze, i temi, i motivi di impegno che vorrebbe portare a Venezia, appunto se la candidatura andasse in porto? Allora, sicuramente vorrei rappresentare il mio territorio del Baldo Garda, perché negli ultimi 5-10 anni non è stato più rappresentato da nessun consigliere regionale. Dunque, come dicevo prima, il Lago di Garda è uno dei comparti più importanti della nostra regione. Voglio portare avanti sicuramente tutte le istanze che arrivano dagli cittadini del territorio, sicuramente avere un occhio di riguardo verso il collettore, che già è un argomento molto di attualità, dove anche il nostro presidente azienda gardesana, Angelo Cresco, si batte quotidianamente per questa opera. È un'opera importante perché ci colleghiamo sempre al turismo. Se domani scoppia il collettore, si spegne il motore del lago di Garda. Dunque sicuramente... E abbiamo visto, diciamo, problemi, discussioni, insomma, per molto meno sul lago di Garda, quindi sarebbe sicuramente un danno. Sarebbe sicuramente un danno. Dunque sicuramente è impegnarmi nel territorio. Io ho sempre lavorato, credo anche che la politica abbia bisogno di meno tecnicismi, perché la gente, come dicevo prima, è stufa della politica, perché anch'io la vedo una cosa troppo tecnica, deve essere una cosa più vicina al cittadino. Il cittadino adesso vuole risposte, non gli interessa altro, gli interessa la risposta pronta, chiede e devi comunque essere a disposizione, cercare di aiutarlo. Dunque il mio obiettivo è stare sul territorio e andare da qualsiasi persona che ha bisogno e cercare di aiutarla. Dopo io ci provo, mi impegnerò al massimo, dopo i miracoli. E una battuta finale, Verona c'è un luogo comune che dice che è un po' dimenticata in Veneto, lasciata da parte, abbandonata rispetto ad altri territori. Secondo lei è vero o è solo un luogo comune? Beh, sicuramente Verona è stata dimenticata negli anni, è un dato di fatto, non è un'opinione, perché comunque il governatore attuale ha pensato di più al territorio, verso Venezia, Treviso e Padova. Mentre altre persone hanno pensato comunque un po' anche al nostro territorio.
Detto questo, sicuramente Verona ha bisogno di essere rappresentata da tanti consiglieri che pensino a Verona, pensino al lago di Garda e si impegnino. E sicuramente questo è anche un po' un appello al voto, che insomma l'abbiamo visto che i dati dell'affluenza in passato insomma sono sempre andati verso il basso. Insomma, speriamo che questo dato dell'affluenza fa bene un po' a tutti. Con questo ringraziamo Alberto Buglio, candidato alle elezioni regionali, e chiudiamo questa puntata di speciale elezioni regionali 2025. Vi invito a continuare a seguirci sui nostri canali Radio Adige TV, Verona Network e anche i canali social.